È ancora vivo il ricordo dei soggiorni estivi trascorsi da Giovanni Paolo II nel Bellunese, in particolar modo a Lorenzago di Cadore, paese amatissimo dal Santo Padre, che qui soggiornò più volte tra gli anni 80 e 90, cosa che fece più tardi anche il suo successore Benedetto XVI. Vi è chi ha saputo rappresentare questi eventi tramite opere artistiche, quadri, poesie, ci parlano del passaggio in terra bellunese dei due amati pontefici, ma anche opere in ferro battuto, come quelle di Francesco Piazza, il fabbro del Papa. Quell'anno era salito sul Peralba, il Papa, nonostante che gli avessero detto guardi che non può andare perché è difficile camminare così. E lui è salito fino sulla cima. Allora ho fatto uno scalatore, tirato fuori da un pezzo intero, gli ho colpito nel segno, no? E mi fa: ma lei è di Lorenzago? Mi fa: sì, sono di Lorenzago. Bravo, complimenti. E ho cercato di interpretare la passione verso la montagna che ha lei, e lui mi fa: ma una volta era più forte. E io gli ho detto: guardi che è stato bravissimo, se è salito sulla cima del Peralba vuol dire che ce la fa, che è in gamba. E così è stato il mio incontro con Giovanni Paolo II. Francesco Piazza è un fabbro vecchio stampo molto conosciuto in Cadore, dove ha diffuso le proprie opere in chiese e chalet, abbellendo gli arredi con immagini sacre, genziane, uccellini, stelle alpine, tutto rigorosamente realizzato a mano. Ha cominciato questa attività quando era ragazzo. Mia nonna mi ha lasciato dei soldi, 400.000 lire mi ricordo, e ho cominciato così per scherzo, praticamente ho fatto tutta la mia vita così, battendo il ferro, alla ricerca sempre di cose nuove, di disegni un po' particolari e così. I colpi del maglio e martello risuonano tra le viuzze di Lorenzago, per tenere vivo il ricordo del Santo Padre e di un'arte che in provincia ha avuto illustri interpreti.